Grazie Presidente. Limiterò il mio intervento a qualche flash. Noi abbiamo votato contro ovviamente nel primo passaggio, abbiamo votato contro il parere del relatore. Riteniamo che l'intervento e ciò che ha aggiunto il Senato sia qualcosa che ha modificato del tutto questa legge di stabilità. La cosa bella sarebbe sentire i ministri delle finanze e i presidenti del Consiglio che si sono via via susseguiti a partire da Tremonti, ma anche dal Presidente Monti, dicendo ottimo lavoro col cambiamento per aderire al semestre europeo, così con la legge di stabilità non ci saranno più assalti alla diligenza come c'era nelle finanziarie. Io penso che peggio degli assalti alla diligenza a cui abbiamo assistito con questa legge di stabilità al Senato non ci sia. È una tragedia perché per fare questi assalti alla diligenza il Senato ha aggiunto quasi 4 miliardi di maggiori entrate, che vuol dire un nuovo aumento della pressione tributaria a carico dei cittadini. Questo è stato fatto dal Senato. Non bastava la vergogna di una pressione che è la più alta in assoluto in tutta Europa, dovevamo aggiungere altri 4 miliardi a quella pressione fiscale, alla faccia delle famiglie, delle imprese che non trovano modalità o convenienze di investire in questa situazione. Ma come si crea l'occupazione se non si riducono le tasse alle imprese? E a proposito di questo invece ci sono i regali qui dentro, i regali alle banche ancora una volta. La Tobin Tax, nonostante un ordine del giorno accolto dal governo in quest'Aula a prima firma del collega Boccia, al quale aggiunsi anch'io la mia firma, è stato fatto esattamente come già si paventava allora, con un regalo a favore delle banche perché non va a colpire i derivati. E poi diciamo che non è vero che questo governo è un governo delle banche. Ecco, questo è un esempio, ma lo stesso regalo che riguarda il sostegno al Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi è un'azienda bancaria fallita dove c'è un amministratore delegato che proviene da un'altra azienda dove era stato cacciato e dove si è fatto dare 40 milioni di euro di buona uscita, e oggi si trova là, e chi ha portato quella banca al fallimento fa il presidente dell'ABI guadagnando qualche milione di euro di indennità annua. Ma che cosa dice il ministro Passera? Che le remunerazioni dei manager delle banche sono adeguate, sono le più alte d'Europa. Il governo spagnolo le ha tagliate a tutte le banche che hanno avuto bisogno di aiuto pubblico. Il governatore della Banca d'Italia da mesi dice che è ora che le banche abbassino le indennità ai manager, e invece da qui arrivano continui regali. Non parliamo dei piccoli condoni fiscali, non parliamo di una riduzione della tassazione alle imprese di assicurazione. So che ho dato io un tempo abbastanza breve, non serve che il Presidente suoni, concludo rapidamente con poche parole. Si è ridotto persino l'8 per 1000 che i cittadini indicano allo Stato. E i cittadini lo sanno che d'ora in avanti, quando danno l'8 per 1000 allo Stato, non gli verrà più utilizzato per gli scopi che ci si immaginava. Scuole non statali fuori dal patto di stabilità, fondi vari per strade, non si capisce perché sia la Tirreno Adriatica o perché sia la Pedemontana Piemontese e non ad altre, perché fondi per il turismo alla regione Basilicata e non ad altre regioni, nuovi fondi all'editoria, soldi al CONI, auto blu, deroga all'auto blu prolungata nel tempo e così via. Le province, uno scandalo. Tutti che volevano abolire le province e sono ancora qui. Io mi fermo qui, ho un elenco molto più lungo, ma mi fermo qui per dire che noi certamente siamo assolutamente contro questa legge di stabilità, e quindi preannuncio già la posizione del gruppo d'Italia dei Valori. Grazie Presidente. Grazie.